che diventa poi importantissima, però originariamente il territorio di Serravalle era territorio di Bigonzo, anche quella che quindi si vede piuttosto frammentato. Per quanto riguarda invece San Lorenzo e anche le altre poste di Genova, non erano una regola, cioè non avevano quel minimo di autonomia amministrativa che potevano avere, erano semplicemente quei regolieri di San Lorenzo confluivano qui adunate per decidere qualcosa, per parlare di problemi che riguardavano Ceneda. Ne abbiamo alcune documentazioni della seconda metà del 400 dove ci sono gli abitanti di Ceneda, che sono la stragrande maggioranza, qualcuno da San Lorenzo, pochissimi da San Giacomo di Veglia o da Cozzuolo. Quindi contavano poco, diciamo, contavano poco, perché non avevano appunto nessuna autonomia in niente. Dipendevano dai consigli di Serravalle, quelli della zona serravallese, di Ceneda, quella della zona di Ceneda, quindi capite che era non solo non avevano autonomia amministrativa, ma anche dipendevano con tutta una serie di non tasse, ma di lavori, chiamiamoli così, forzati, obbligatori, nel senso, per esempio, la pulizia dell'alveo del Meschio a Serravalle era tutta fatta dai distrettuali, cioè da quelli che venivano dalla campagna, dalle regole fuori. Non avevano nessuna possibilità di parlare in consiglio, perché il consiglio era solo dei nobili, chiamiamoli così, piccola nobiltà cittadina, e in più avevano anche dei doveri, non so, trasportare alcuni quantitativi di carri di legna ogni anno. Quindi diciamo bassissima rappresentanza per quello che riguarda, che è sempre stato un problema. Oggi perché non sono più abitate, quindi non si fanno sentire, e ai tempi perché erano... Grazie. Ho 3 minuti, vi finisco con l'ultimo Borgata, 2. Formeniga e Manzana. Formeniga e Manzana sono un mondo completamente diverso, non hanno mai appartenuto né a Ceneda né a Serravalle, dal punto di vista religioso appartenevano alla chiesa di San Pietro di Feletto, quindi tutta un'altra amministrazione religiosa, e dal punto di vista amministrativo e politico appartenevano al territorio di Conegliano. Passeranno molto tardi, sono 2 regole, una Formeniga e una Manzana, che oggi non pensereste mai che potessero esistere 2 unità amministrative in quel territorio, perché sono pochissimi gli abitanti, ma allora c'erano 4 chiese fra Formeniga e Manzana, oggi ne sono rimaste solo 2, ma ce n'erano 4, che vi dà anche l'idea di quanti abitanti fossero. Il passaggio, diciamo, a Serravalle, perché Formeniga e Manzana saranno sempre podesteria di Serravalle, avviene tardi, probabilmente nel 400, e diciamo così, la fusione con quello che sarà il comune è ancora più tarda, perché fino al 1845 facevano parte del comune di San Giacomo di Veglia, che è un comune che nel 1845 ha scelto di fondersi con Ceneda. Quindi Formeniga e Manzana, la storia, diciamo, con Vittorio Veneto è molto tardiva, perché praticamente siamo alla metà dell'Ottocento. Io penso di essere stato nei tempi e vi ringrazio. E grazie anche per parlarlo. Confesso che ho imparato tante cose, l'unica cosa in più che aggiungo di mio è che ci sono i conalti e i combassi. Ah sì, certo, infatti mia bisnonna era di Combassi. Ecco, allora dove ci sono ancora i Sonego? Il Sonego, infatti Il mia Sonego. bisnonna era Sonego. E quindi grazie al nostro storico scrittore Giovanni Tomasi siamo riusciti da milioni di anni fa, dall'assetto morfologico del territorio, ad arrivare al Medioevo e arrivare a una prima definizione dell'assetto del territorio. Mi fa piacere anche che abbia ricordato l'assetto delle autonomie locali, Sì, che si esprimeva con parole diverse come regole. Sapete che ci sono ancora le regole, sono state rilanciate nel Cadore soprattutto, nel Comelico, San Vito,
sono istituzioni che rimangono nella storia e che hanno contribuito a preservare il territorio attraverso le mani unite, quindi l'impossibilità della cessione, della frammentazione di grandi pascoli, di grandi territori. Quindi un'altra istituzione nobile che ci ha aiutato a preservare questa continuità territoriale. Ci sarebbero molte cose da dire, ma non mi permetto di farlo perché abbiamo il grande contributo anche di un altro storico, benvenuto tra noi Nello della Giustina, il quale ci parlerà, continuando questo filo del discorso, di chiese, oratori campestri e identità dei borghi. Grazie. No, ma non c'è. Non c'è? Sì. Vabbè. Un cordiale saluto ai relatori, ai commenti. commenti. Un ringraziamento particolare agli amici di Vittorio Veneto che mi hanno dato la possibilità di intervenire e di parlare di un tema che mi sta particolarmente a cuore. Chiese campestri e oratori, quale identità? Una breve, doverosa premessa sull'evoluzione semantica del termine borgo. Viene usato nella tarda latinità da Vegezio, nella sua epitome Rei Militaris, a indicare la cittadella fortificata nel significato del più antico termine greco pyrgos, torre, castello fortificato. Serravalle e Ceneda erano dei borghi, delle cittadelle fortificate con poderose cinte murarie e porte d'entrata adeguatamente sorvegliate. Ciò non toglie tuttavia che già nei rogiti trecenteschi per Serravalle si indicassero un borgo superiore e uno inferiore. Attorno a un nucleo centrale, con gli edifici legati all'esercizio del potere laico e alla pratica religiosa, si sviluppano i sobborghi. Per Serravalle, per un lungo periodo, convivono in ambito religioso la cura di fuori con la pieve di Sant'Andrea e quella di dentro con Santa Maria Nova. Fuori e dentro, nozioni legate alla presenza del castrum caminese con il suo castello. Parlerò da civis extra burgum, nato a Longhere, residente a Safermo di Carpesica e quindi conoscitore per contatto diretto della realtà periferica del nostro comune. Questa mia relazione vuole indagare la realtà di piccoli, a volte minuscoli insediamenti, che numerosi punteggiano il territorio collinare, caratterizzato dalla presenza di chiese campestri, di oratori, di capitelli recanti affreschi sbiaditi, di nicchie devozionali di antichi masi, che conservano ancora lacerti di pitture a soggetto sacro, risalenti a epoche lontane e imprecisate. In alcuni casi questi masi erano proprietà di antiche scuole o confraternite, aventi fini tra il religioso e l'assistenziale caritativo. Basti pensare alla scuola di Santa Maria del Mesco o a quella dei Battudi di Serravalle. Le famiglie nobili e più abbienti di Serravalle e di Ceneda possedevano pressoché tutte proprietà agricole più o meno estese, con case dominicali per la villeggiatura estiva. A volte si trattava di semplici casini di caccia con la relativa utia o uccellanda. Per i nobili di Serravalle lo sbocco era verso nord con Longhere, il canale e il Fadalto. Il toponimo Valla Pisina sembra più recente. Verso est con Cappella, Anzano, San Martino di Colle, Campion, Pinidello. Per Ceneda e la contea vescovile le attuali frazioni a sud San Giacomo, Cozzuolo, Carpesica. Restano i catastici o inventari di alcune di queste scuole, risalenti solitamente a metà Settecento, generalmente acquarellati, frutto del lavoro dei pubblici periti, catastici che sono utilissimi per ricostruire la realtà agricola dell'epoca con le relative proprietà. Sono andati invece in gran parte perduti i catastici
commissionati dalle grandi famiglie, eccezione fatta per la famiglia Piazzoni di Serravalle. Altri catastici si conservano nella documentazione delle corporazioni religiose soppresse e datano dal 400, oppure negli estimi a partire dai primi del 500. Molti degli oratori disseminati sul territorio sono nati dall'iniziativa di queste famiglie a partire dal 600, come l'oratorio di San Fermo sulle rive di Carpesica, legato alla famiglia Perucchini. Il ricercatore che voglia indagare l'origine di questi oratori non può prescindere dalle relazioni delle visite pastorali, le quali costituiscono spesso l'unica fonte per ricostruirne la storia. La Chiesa, di una cosa, tra le altre, si può vantare in modo particolare, vale a dire di aver tenuto e di tenere nella massima considerazione la propria storia, che sino a non tanto tempo fa è stata la storia di tutti noi, e di offrire agli attuali ricercatori il suo patrimonio con una organizzazione che non sempre si incontra in contesti pubblici. Mattina di maggio, suono di campane, sonno bruscamente interrotto. Il motivo? Si chiede il nuovo abitante del borgo, infastidito per la sveglia non programmata e tuttavia curioso. Si stanno celebrando le rogazioni. Domanda che sorge spontanea al neofita. Cosa spinge chi abita questi borghi a mantenere in vita manifestazioni in bilico tra la fede religiosa e persistenze vagamente pagane? Per inciso, quelli che noi chiamiamo borghi, anticamente erano i pagi, Alpago, Orsago, Moriago. Il cristianesimo si diffonde dapprima nelle grandi città, prima in Oriente e poi in Occidente, solo più tardi nelle campagne. Da qui paganus, a indicare l'abitante del pagus, refrattario a cambiare repentinamente le proprie tradizioni religiose. Nell'antica Roma, i fratres arvales erano sacerdoti che avevano il compito di presiedere le cerimonie tese a chiedere la protezione divina sui raccolti. La cerimonia degli Ambarvalia, l'andare attorno in processione, equivaleva a delimitare lo spazio così sacralizzato, allo scopo di renderlo immune da calamità atmosferiche. L'idea dello spazio sacro era ben presente nella sensibilità religiosa degli antichi. Dalla radice del verbo temnein abbiamo l'antico temenos dei poemi omerici, il templum dei romani. Un sinonimo è fanum, da cui è detto profano chi sta davanti al tempio ed è escluso dallo spazio sacro. Si tratta di conoscenze che, sospettiamo, poco o nulla interessano ai residenti, nei quali prevale l'aspetto devozionale. Cerchiamo di dare una risposta al quesito che ci siamo posti. Quale identità costituiscono per la gente del borgo le chiese campestri, gli oratori, i capitelli e le tradizioni legate a questi? La risposta non può essere una e univoca, in quanto in questi ultimi decenni molte cose sono cambiate. È cambiata la composizione sociale, si sono trasformate le attività economiche, la formazione culturale è cambiata, esiste una maggiore mobilità. La sensibilità religiosa si è venuta via via perdendo, soprattutto nelle giovani generazioni. Il piccolo borgo antico, esistente, sempre identico fino agli anni 50 del secolo scorso, per essere autosufficiente doveva poter contare su alcune figure chiave, funzionali a una realtà fortemente omogenea. Una, fra tante, il fabbro. Attrezzi da lavoro, utensili per la casa, ferri per gli zoccoli dei cavalli o bestie da soma o da lavoro. Non esistono più i fabbri, restano i nomi.
come sono quasi del tutto scomparse le officine fabbrili lungo il corso del Mischio. Un altro esempio, la levatrice, autorizzata a battezzare in articulo mortis. Si nasceva in casa ancora negli anni 50 del secolo scorso. A fulgure et tempestate, a peste, fame, bello, libera nos domine. Liberaci, o Signore, dai fulmini, tempestate. L'uso del termine è della tarda latinità, tempestas nel latino classico non significa necessariamente cattivo tempo, qua è chiaramente proteggici dalle grandinate, dalla peste, non c'è più, la fame incombe sempre, la guerra, bellum, è presente. Corre il dubbio che il fedele, non tutti, nutra qualche perplessità sull'efficacia dell'invocazione, soprattutto se vede le viti danneggiate da una recente grandinata. Le erogazioni precedono la festa dell'Ascensione, che si colloca in un periodo favorevole a stravaganze atmosferiche. Si continua tuttavia a celebrare la ricorrenza per tradizione. Non bisogna perdere la tradizione, cosa legittima, a volte necessaria, a meno che non si cada nel folklore. Questi oratori, abbiamo già detto, nascono per iniziative di solito private, soprattutto opera di famiglie nobili cittadine. L'oratorio era privato, però a uso pubblico come prescritto dal Concilio di Trento. Ora c'è penuria di sacerdoti, motivo per cui non si celebra più in molte chiese, o si limitano le aperture in occasione della festa del Santo. All'epoca, tra 6 e 700, non esistevano problemi di questo genere, data la numerosa presenza di religiosi all'interno delle famiglie proprietarie. Molto spesso a questi oratori erano legati benefici ecclesiastici, le prebende che costituivano introiti irrinunciabili, in assenza dell'8 per 1000. Fenomeno della secolarizzazione, graduale perdita del sacro. La sagra vince sul sacro. La civiltà contadina, laddove non è del tutto scomparsa, conosce gli ultimi fuochi di un crepuscolo forse irreversibile. A lungo andare questi fenomeni porteranno alla perdita del legame o identità religiosa con gli edifici sacri periferici, per cui questi, una volta scomparsa la generazione che ora si dedica a essi, sopravviveranno solo grazie alla munificenza di enti economici interessati alla promozione turistica del territorio attraverso percorsi guidati, storico-paesaggistici, che, pur utili sul piano economico, poco hanno a che fare con il sacro. Le chiese campestri, le più antiche, hanno una storia e un valore artistico talmente alti da coinvolgere l'ufficio dell'arte sacra, della diocesi, oppure la soprintendenza che veglia sul loro stato di salute. Mi viene in mente la chiesa della Mattarella, a Cappella, che è l'identità più forte di quel comune, oppure la chiesa di San Giorgio di Manzana nel nostro comune, che mi risulta sia in fase di recupero. Una domanda: che ne sarà degli altri, quelli più piccoli, collocati in realtà abitative disperse? Ecco, alcuni esempi tratti dalla realtà che meglio conosco. Non mi si accusi di campanilismo, parlo di quello che so, ovviamente. Piazza di Longhere, molti di voi saranno entrati nella chiesa, pochi forse si sono soffermati a leggere il testo della lapide che sta proprio sopra l'ingresso. È in latino. Ecco, un suggerimento che darei: perché non tradurre, visto che il latino ormai è patrimonio di pochissime persone, non tradurre in italiano e mettere una targhetta sotto in modo tale che la gente possa capire, no? Il senso di quella lapide. Tranquilli, la traduco immediatamente. Alla Beata Vergine di Loreto,
ai santi Pietro e Paolo e Spiridione, questo tempio sacro in sostituzione di quello antico che stava presso il torrente è il Suora, ora distrutto, fu costruito dalle fondamenta. Anno 1854 fu ornato grazie al contributo degli abitanti del Vicus. Il testo latino dice Vicani, un po' come il Pagani che abbiamo trovato prima. La lapide fu apposta il 3 luglio del 1926. Ecco, da questa lapide noi ricaviamo notizie importantissime per la storia di quel borgo di Longhere. Si parla di un templum dirutum, cioè di un oratorio che è stato, demolito. Oratorio che è una storia molto antica, fatto costruire dai Brandolini addirittura ai primi del 600 e poi acquistato dalla regola di Longhere, allagato dalle acque del Sora e non più, recuperato. Era intitolato alla Vergine di Loreto. La chiesa di San Pietro stava sul cocuzzolo che potete osservare andando verso Revine, guardando verso sinistra, ora non più, presso la sorgente del Sora. Lì c'era la dogana, ancora dell'epoca dei Da Camino. C'è un atto di metà 300. Poi c'è il terzo santo, San Pietro, San Paolo, San Spiridione, santo venerato a Corfù, ed era, il santo dei pastori, perché la pastorizia era estremamente importante. Ecco, la decisione di costruire una chiesa nuova, in dissenso con le scelte del vescovo Squarcina, che era orientato a favorire la chiesa di Santa Giustina, che non era più legata al monastero di clausura delle monache agostiniane. Ecco, si tratta di una testimonianza splendida di come gli abitanti del luogo considerassero il luogo di culto centro irrinunciabile di identità. Ora, purtroppo, in questa chiesa non si officia più nei giorni di festa, per motivi che tutti conoscono. Non ci sono più le bancarelle con dolci invitanti, non c'è più la giostra a catene, palestra di ardimento per i ragazzotti di paese. Gli esempi che si potrebbero fare sono numerosi. Mi limito a 2. Legati a quella zona, l'oratorio di San Marco al Magnader, appena varcato il confine del comune di Vittorio e entrati nel comune di Revine, oppure la chiesa di Santa Elisabetta a Marenna, ora di proprietà privata, sistemata in maniera adeguata, che era proprietà delle monache agostiniane di Santa Giustina. Una considerazione finale. La storia dei borghi è intimamente legata alla storia delle loro chiese e dei loro oratori. La loro funzione è stata per secoli, e in parte lo è ancora, quella di coagulare intorno a sé gli abitanti dei borghi, e l'amalgama è stato naturale. Le chiese paleocristiane, vedi Grado e Aquileia, nascono come domus ecclesiae, cioè come case di riunione. I borghi, a mio avviso, possono sopravvivere se si recupera questa dimensione. La gente sente il bisogno di incontrarsi, di rigenerarsi rivivendo momenti identitari. Dai borghi ci si può allontanare per 1000 motivi, però a essi sempre si ritorna. Il richiamo è forte, ineludibile, perché le varie storie individuali si fondono assieme, magari una sola volta l'anno, grazie alla persistenza dell'unico centro identitario veramente forte, la chiesa campestre o l'oratorio. La componente popolare è prevalente nella gente che popola i borghi rurali. Si tratta in genere di persone semplici, laboriose, legate alle tradizioni familiari. Un modo per rinsaldare la simbiosi con l'oratorio campestre potrebbe essere una proposta culturale facile a realizzarsi e che avrebbe la funzione di unire città e campagna. Organizzare delle serate di letture appartenenti alla tradizione popolare, negli spazi disponibili nelle vicinanze degli edifici religiosi o nei cortili dei vecchi masi, che sono testimoni di una storia secolare. La città quindi si riversi nella campagna, abbandoni in alcune occasioni gli spazi chiusi delegati da tradizione a fare cultura, musei, teatri.
Il teatro delle origini, il teatro occidentale, nasce dalle feste religiose della gente, dei campi. Pensiamo al dio greco Dioniso, pensiamo alla rinascita del teatro nel tardo Medioevo con le rappresentazioni sacre davanti alle chiese. Mi si permetta una nota personale. Ho parlato della perdita del sacro. Mi trovavo a Napoli qualche giorno fa e sono entrato nella chiesa di San Gennaro e mi ha sconvolto il fatto di vedere gente che si metteva in posa per una foto davanti all'altare. Ecco, questa è una testimonianza della perdita del sacro. Non resta che chiedere a San Gennaro di fare un ulteriore miracolo e far rinsavire queste persone. Io avrei finito, vi ringrazio dell'ascolto e buona continuazione. Siamo molto grati al professor Nello della Giustina, non solo perché è stato puntualissimo nel rispetto dei tempi, che è sempre un segno di rispetto verso tutti noi, ma anche perché ha densificato, per così dire, la nostra analisi, nel senso che cominciamo a ispessire la ricostruzione passando dal dato fisico, geologico, storico, al dato identitario. Ci ha aiutato a comprendere come la storia dei borghi non è solo la storia di un fenomeno di insediamento, ma è anche la storia di un processo identitario di comunità locali, di piccole comunità allo stato, direi, nascente. E nel ringraziarlo ancora per il suo contributo, adesso sono sicuro che questa dimensione identitaria non potrà che essere ulteriormente esplicata dall'intervento dell'architetto Guardian Grando Franco Posocco, che tra i tanti meriti che ha, lo ricordo per chi non lo sapesse, è anche quello di essere stato il direttore generale dell'urbanistica in tutta la regione Veneto, dove ha lasciato un segno indelebile. Ancora oggi è ricordato con affetto e ammirazione perché ha contribuito con la sua competenza e professionalità e passione civile, ha contribuito a impostare un governo del territorio regionale nel quale sono ancora presenti i suoi valori e i suoi saldi principi, oltre al rigore di metodo. Ha scritto vari preziosi contributi su questi temi e oggi ci parlerà della evoluzione urbanistica dei borghi collinari vittoriesi. So che ha fatto un sacrificio per essere qui con noi, ha avuto un periodo non felice, ma con la nostra vicinanza e il nostro applauso sarà più felice quello che verrà. Buongiorno a tutti, un ringraziamento vivo all'associazione. Mi pare veramente di poter concordare con quanti hanno messo in evidenza che questo può essere un passaggio che motivi la consapevolezza e la volontà in tutti noi che amiamo questa nostra città con il suo intorno. Un saluto poi vivo agli amici lapisini e vi assicuro che è un saluto fatto da un cenedese doc, come dire, da un abitante della parte opposta di questo nostro straordinario comune. Venendo su a Vittorio, che mi ero fatto degli appunti, ma mi ero immaginato di atterrare arrivando con un aeroplano, o se volete, date le mode attuali, da un drone che arriva e vede il territorio. Ecco, quello che vorrei invitarvi a fare per un momento
è di coniugare la conoscenza scientifica e quella storica con quella visuale, perché noi vediamo con gli occhi, apprezziamo con gli occhi, quindi c'è una visione figurativa dell'ambiente. Allora, arrivando giù, planando, questo grande territorio che chiamano l'Angulus Italiae, sarebbe il nord-est, è un grande angolo del nostro paese, chiamato anche Triveneto, che è in modo molto sintetico, dal punto di vista della sua immagine, vista dal satellite, vista dall'alto, formato da un grande sistema urbano verso occidente, con città molto importanti, Trento, Verona, Padova, Mestre attualmente anche, città di una dimensione che non è ancora quella metropolitana, perché invece questo territorio di nord-est non ha una metropoli come la Lombardia a Milano o la Campania a Napoli, Roma naturalmente ed altre, perché la metropoli c'era, era Venezia, ma è scaduta, se non nel suo grande prestigio, certamente nel suo ruolo, nella sua funzione. Se da un lato abbiamo questo sistema delle città capitali che avevo prima indicato, dall'altra parte nel Friuli ne abbiamo un altro di molto importante. Udine è la capitale del Friuli, ma Trieste era addirittura una dei fondamenti dell'impero, Orizia, eccetera. Ecco, tra questi due sistemi urbani c'è in mezzo una terra che ha caratteri diversi, più o meno tra il Piave e il Tagliamento, una terra di mezzo dove la struttura urbana sembra frantumarsi in piccole entità. Pensiamo che qui c'è Oderzo, Motta, San Donà, Portogruaro, San Vito, Feltre e anche Ceneda e Serravalle, Conegliano, quindi piccole città di una dimensione assolutamente minore, ma sempre cercando di scrutare nel suo insieme questo territorio, vediamo che la quantità di borgate è molto più fitta di quanto non sia nei grandi territori agricoli del Friuli o in quelli delle basse e delle zone occidentali verso la Lombardia e l'Emilia. Quindi questo territorio di mezzo va interpretato, visto e capito nella sua struttura, perché questo è elemento indispensabile per poter operare delle scelte che, a partire dai fondamenti storico-scientifici e identitari, anche come giustamente è stato detto prima in due stupende relazioni del sindaco della Libera e di Giovanni Tomasi, che ho trovato assolutamente rigorose nell'individuare questi aspetti. Ora, in questo territorio si situa anche questo nostro ambito, che però non vorrei, ma è stato già prima esplicitato in questo modo, non vorrei ridurre all'ambito comunale, dato che il vittoriese sottende un'area che è assai più vasta dal punto di vista storico, anche se le sue vicende, devo dire, sono assolutamente diverse e addirittura contraddittorie per certi aspetti, come Giovanni Tomasi ci ha messo in evidenza. Guardando ora più da vicino il vittoriese, si può osservare che questi piccoli aggregati, chiamiamo borghi, colmelli, contrade, i nomi sono tanti che si usano, curtes, eccetera, murati e non murati. Pensate che uno piccolissimo come Porto Buffolè è una città murata.
ed è incredibile che lo sia, data la dimensione attuale che è insignificante. Ora, questi piccoli aggregati, secondo, da un punto di vista della forma, per come viene percepita anche dal punto di vista ottico, insisto su questo termine, sono di solito organici all'assetto geografico, ce l'ha detto Toni Della Libera, cioè idrografico, orografico, eccetera, eccetera. Vi sono innanzitutto i sistemi di valle. Provate a pensare, andate con il vostro occhio mentale. La vallata dei laghi, dalla Val Mareno alla Val Pisina, alla Valla Pisina, genera un lungo allineamento posto alle appendici delle Prealpi, cioè del Visentin, del Cesena, eccetera, che ha di fronte una montagna boscata e pressoché disabitata. Cison, Mura, Gai, Tovena, Lago, ne cito solo alcuni. Revine, Longhere, Forcal, Savassa, San Floriano, Novo e Fadalto. È un allineamento proprio perfettamente percepibile. Basta andare in cima alla montagna di San Lorenzo e oppure facendo il sentiero che va su in cima al Pizzocco si percepisce perfettamente. Se questo costituisce un sistema orizzontale, da est ad ovest, a sud di Serravalle si può rilevare un allineamento parimenti di pendice che da Sonego, Fregona, Osigo, eccetera, si sviluppa elencando Montaner, Val, Rugolo, visibile molto da lontano. Io per esempio se vengo di notte verso Vittorio, lungo l'autostrada, dal ponte sul Piave comincio già a vedere le lucette di questo allineamento orizzontale che è posto all'inizio della montagna, che è il Pizzocchi invece in questo caso e non è già il Visentin. Da questi nuclei allineati dipendono dei filamenti minori come quelli costituiti da Vizza, Fais, Maren, sono stati citati diverse volte perché sono significativi, o ad agglomerati di passo posti in quelle cesure che indicava Della Giustina, Nogarolo, Tarso, eccetera. Più complessa invece, e insisto su questa complessità e differenza, appare la situazione sul lato a occidente del torrente della Cervada, dove gli insediamenti sembrano costituire invece dei filamenti di crinale, anziché di versante come sono i precedenti, o anche di pendice. È complicata l'orografia di questa zona, estremamente complessa. A determinare il loro assetto molto elegante appare a mio avviso l'allineamento posto a corona dell'arco morenico che prima è stato citato da Toni Della Libera. Da Cappella Maggiore, addirittura partirei da Anzano magari, da Cappella Maggiore a San Martino Colle Umberto fino a Scomigo, dove però si congiunge con la dorsale collinare, ecco la complessità figurativa, che va da Cozzuolo a Carpesica, Marcorà, Ogliano, fino ai borghi coneglianesi dei Gai, eccetera. Queste linee di crinale sono assolutamente diverse dalla struttura precedente. Insisto su questa forte differenza tra la morfologia dell'ambiente serravallese, che è fatta da una geometria assolutamente prevalente della montagna e della valle, delle valli a U che diceva prima, che prima sono state descritte, rispetto invece a questo groviglio di vallecole che caratterizza la zona a occidente rispetto alla Ciorvada, cioè tutta la collina, diciamo, cenedese. A Vittorio poi invece
c'è la linea degli insediamenti paleo-industriali lungo il fiume Meschio, un'origine assolutamente idrografica, dalle sorgenti fino a San Giacomo, accompagnata però da una terza linea di borghi di pendice, da Sant'Andrea, Costa, Anzano, Santa Polonia, per arrivare alla Mattarella citata, l'insigne bellissima Mattarella di Mescolino. Quindi abbiamo una specie di corone, di allineamenti, di piccoli sistemi. Le antiche centuriazioni romane, state appena citate, ma sono importantissime, sapete che arrivano e muoiono, arrivano da Opitergium, ecco, dalla zona opitergina, grazie, amico avvocato. Queste muoiono proprio, grazie mille. Senectus, come diceva qualcuno. Le antiche centuriazioni arrivano al piene delle colline e li muoiono e delimitano anche questi allineamenti che sembrano quasi immergersi dentro. Ecco, a questo punto farei un ragionamento, diciamo, che capovolge quanto detto finora e quasi arriva ad arrivare a porre questo problema: quale sia la diversità tra la morfologia visuale, cioè per il come si presenta il sistema serravallese rispetto a come si presenta quello cenedese. Io stesso sono stato un po' impaurito da questa ipotesi, ma ho voluto scandagliarla e mi sono andato in macchina anche a girare in una giornata di sole in queste zone e mi sono convinto e ricordando anche le camminate fatte in queste zone. Ma se la parte montana del Vittoriese, cioè il serravallese, è connotata dalle quinte delle Prealpi, da queste fortissime quinte, che si ergono a sovrastare gli insediamenti, accorpati tutti ai piedi della montagna, in pendici, borghi, contrade, assai diversa appare la morfologia della collina cenedese, ad ovest del Meschio. Qui infatti l'urbanistica appare più puntuale e localizzata, non segnata da allineamenti forti come quelli che ho descritto prima per il serravallese. Ed è segnata dalla presenza di quella complessità di oggetti che ha citato proprio Giovanni Tomasi prima, cioè castelli, cappelle, fortificazioni, c'è una congerie di cose come a Formeniga, a Confin, a Manzana, a San Lorenzo di Montagna, eccetera, e altre località che sono state prima citate. Ragioni storiche e geografiche, rimando a quanto è stato detto, compresi gli aspetti forse della sacralità che Nello della Giustina ha ricordato, ma che secondo me vanno coniugati insieme a quelli funzionali, morfologici, agronomici e di amministrazione, anche di suddivisione amministrativa, come è stato messo in evidenza. Quindi le ragioni tendono a differenziare l'assetto morfologico della montagna serravallese rispetto a quella cenedese. La principale di queste diversità è costituita dal fatto che il fondamentale carattere non è più il borgo su questa collina cenedese, che spesso si riduce a un paio di case, o la contrada, che invece è l'elemento di accorpamento nella montagna, perché il vero protagonista, a mio avviso, è il paesaggio, il famoso paesaggio veneto. Vediamo di approfondire questo aspetto figurativo dell'ambiente vittoriese. Chiedo la vostra pazienza ancora qualche minuto.
È noto che dal 5-700, con l'incremento demografico, la ricerca di terreni da destinare all'agricoltura, la villa veneta e la casa rurale si diffusero nel territorio aperto, soprattutto in queste zone di collina quasi pianura, prima naturale e boscato, con la diffusione di rustici e fattorie. Il termine paesaggio, attenzione, si trova per la prima volta, a quanto sembra, in una lettera che Tiziano Vecellio, niente meno, invia nel 1552 a Filippo d'Asburgo, quando parla di un quadro perduto che stava dipingendo per il re di Spagna. Quindi abbiamo un riferimento illustre di uno dei creatori del paesaggio figurativo. È in quel momento che nasce il paesaggio del Cenedese, per appoderamento, a cui partecipò anche Tiziano Vecellio, che aveva una figlia sposata a Serravalle e una campagna a Castello di Roganzuolo, nell'ambito di una politica della Serenissima che interessava proprio profondamente questi luoghi. Si era disinteressata della montagna da un punto di salvo che per il pascolo e il legnatico, gli interessava dal punto di vista agronomico invece la collina e ovviamente la parte piana. Le illustrazioni figurative, cioè i quadri che vanno da Giorgione a Cima da Conegliano, pensate a Cima da Conegliano, una mostra di qualche anno fa mostrava tutte le colline del retrostante Conegliano con i loro castelli, le loro pianteggioni. Da Paris Bordon a Jacopo Tintoretto, che forse è quello che conclude questa stagione figurativa. Nasce così nell'immaginario collettivo il paesaggio tipico del contado veneto, dove le morbide pendici sono il risultato di un continuo modellamento che viene operato nei secoli e continua ancora, operato dagli agricoltori, dai contadini, per ridurre la pendenza, piantare le vigne, limitare la boscaglia, addolcire la natura. Lentamente si forma il paesaggio tipico della collina vittoriese coneglianese, del quartier del Piave, del Felettano, ormai celebrata per il fine disegno degli appezzamenti coltivati. Pensate a certe anche immagini fotografiche attuali di Rolle, di quelle zone Arfanta, di quei posti meravigliosi. Tiziano aveva questa campagna a Castello di Roganzuolo, probabilmente l'ha ritratta in un paio di quadri, uno famoso è al Prado e ritrae l'imperatore Carlo V addirittura in una battaglia. In questi paesaggi veneti cinquecenteschi di cui siamo figli ancora, noi vediamo ancora con quegli occhi lì, che sono gli occhi del rimpianto spesso, della pittura rinascimentale. Ma il paesaggio veneto, e concludo, non è solo un topos enologico e gastronomico, se volete geologico e storico, è fonte di ispirazione di musicisti. Ne cito solo uno, Antonio Vivaldi con le 4 stagioni, di letterati, da Marcantonio Flaminio, in latino scriveva, ad Andrea Zanzotto che scriveva invece in italiano, addirittura in Petel, in dialetto nostro. Il vittoriese è infatti un territorio dei molti paesaggi e delle molte forme figurative che digradano dalla montagna con la sua geometria alla collina con la sua organicità e da questa alla pianura fino al fiume, alle risorgive, al bagnato, alle zone umide. Questo è il tesoro che l'UNESCO ha riconosciuto. L'ha riconosciuto a partire da Tiziano e da Tintoretto, non dal Prosecco.
ha riconosciuto e che ci ha consegnato per custodirlo e mantenerlo in vita. Un tesoro per la conoscenza e la contemplazione. Grazie. L'architetto Franco Posocco, da par suo, ha ulteriormente arricchito questo filo tra noi e la storia e il territorio, dando ulteriore spessore alla parola identità. Queste descrizioni non raccontano il mondo di altri, è come guardarsi allo specchio e tramite loro riuscire a leggere un po' meglio ciò che siamo. E in effetti questi borghi, che come vedete continuano ad essere sfuggenti, no? Borghi, poche case di periferia, porzioni incorporate nella città, dimensioni diverse, 2 case, Porto Buffolè, un intero paese, quindi che non sono caratterizzati dalla dimensione, che sono in parte isolati, in parte continui del tessuto contemporaneo. In che cosa si differenziano dalla proprietà privata e individuale? Sono la radice di una comunità, sono identitari della comunità territoriale, erano luoghi di una vita condivisa, in forme diverse, ma ciò che rimane è il segno di una piccola comunità con la sua storia diversa da realtà a realtà, spesso ad alto rischio, dispersa, e quindi dopo il momento di questa preziosa analisi arriva, come sempre nella vita, il momento delle scelte e della responsabilità. Perché adesso la domanda che dobbiamo porci è: tutto questo appartiene a un passato glorioso e diventerà rudere, o tutto questo va preservato? Ma per preservarlo il compito non è degli architetti, dei geometri. La sfida non è fisica, è di ridare senso, come ha detto adesso l'architetto Posocco, a questa presenza sul territorio, a questa capacità di dare senso a queste presenze storiche, cogliendo la modernità di questo luogo, per esempio cogliendo l'apporto con l'ambiente. Quando voi ammirate i masi dell'Alto Adige, forse pensate insieme a me: beato quel signore che tiene quel prato in pendenza come un biliardo e che lo tiene per tutti noi. Io ho sempre sostenuto, un po' scherzando e un po' no, che certi agricoltori sono funzionari pubblici e dovremmo pagarli, perché non è che gestiscono proprietà privata, proteggono una parte del territorio per il bene di tutti. Allora, il tema è come recuperare questa peculiarità del territorio, una vita immersa nell'ambiente, prendendo il meglio e senza perdere le opportunità della modernità. Come riportare in questi luoghi vita? Beh, dipende un po' da voi, che qua di fronte all'inverno demografico l'unica risposta è: fate figli. Questa è la prima fondamentale risposta: moltiplicare la giovinezza e avere nel territorio molta gente giovane, perché è il primo dei problemi della modernità per l'Italia. Ma a parte questo, che cosa si può fare a livello di iniziativa politica e culturale per rianimare questo territorio? Ebbene, grazie a Giovanni Carraro noi vediamo una piccola grande cosa: portiamo l'attenzione sull'accessibilità e sulla rete dei sentieri nel territorio aperto che ci lega. Parliamo delle arterie e delle vene che legano il territorio, che legano questi luoghi, che li fanno diventare un po' meno periferia e li immergono in una rete diffusa
facilmente utilizzabili da tutti, per cui diventano punti di riferimento nel godimento del territorio aperto. E quindi lo ringrazio per questo suo contributo sulla rete storica dei sentieri del versante lapisino del Col Visentin, il cammino delle colline del Prosecco come opportunità turistica per i borghi. Grazie, a lei la parola. Sì, come diceva l'avvocato, l'argomento dei sentieri non è soltanto prettamente rivolto a un puro escursionismo, a una pura attività atletica. Qui in questo caso, come è il tema del convegno, c'è molto legato a quello che è la rivalutazione di questi borghi, perché ovviamente parlando anche di cenni storici che ho sentito oggi, all'epoca si andava a piedi, ovviamente non c'era né l'elicottero né l'aereo né altri mezzi di trasporto evoluti, al massimo si andava a dorso di mulo o a cavallo. Quindi tutta la rete di sentieri che andiamo adesso a toccare rappresentavano e rappresentano tuttora un'opportunità notevole di collegamento tra queste borgate anche per farle rivalutare. Io non nascondo che tutti questi argomenti che ho sentito oggi li ho vissuti pian pianino anche grazie a dei mostri sacri come abbiamo qui, che mi hanno sempre dato un grande apporto, e mi riferisco al geologo Antonio Della Libera e anche al dottor Tomasi, che sostanzialmente mi hanno arricchito di sapere, ma è stato un argomento nato dopo. Io prima sono andato a camminare e poi ho scoperto tutte queste bellezze. Vado velocissimo perché io oggi ho una responsabilità notevole, sono l'ultimo scoglio prima di mandarvi a tavola, quindi o mi benedite o mi maledite. I temi sono due, vedete appunto dal titolo, la rete storica dei sentieri del versante lapisino del Col Visentin e il cammino delle colline del Prosecco. Oggi vi porterò appunto dei cenni relativi a questa novità che vi anticipo sarà inaugurato tra poco, probabilmente l'8 di luglio, ed è un argomento che sembra di no, ma tocca proprio il tema di oggi. Perché? Perché in una variante andremo a visitare dei borghi che sono stati citati oggi. Sono due temi che normalmente io racconto in 2 ore, un'ora ciascuna, quindi mi ha detto il conduttore che devo stare entro 20 minuti, quindi farò il record assoluto oggi. Allora andiamo a vedere da satellite quello che è la Val Lapisina, l'abbiamo raccontata prima a livello geologico e a livello storico, vedete in cascata i laghi, il lago di Santa Croce, il lago Morto, il lago di Restello e il lago di San Floriano. Qui abbiamo ben visibile la situazione orografica, diciamo, di questa valle di origine glaciale che è stata raccontata prima dal dottor Della Libera. Se andiamo a sovrapporre molto velocemente quello che è la rete dei sentieri, vedete che è una ragnatela impressionante. Io ho raccontato questo territorio con un libro addirittura, perché la mia storia nasce, diciamo, nel raccontare le intere Prealpi, ma a un certo punto c'è stato un signore che è laggiù, si chiama Bozzolo, Maurizio Bozzolo, che mi ha detto no, non te ha finito il tuo lavoro, devi continuarlo. E siamo andati insieme a vedere cos'era questo versante molto ripido che guarda la Val Lapisina. Per tirare le somme sono 59 sentieri e dovete sapere che sono tanti, veramente tanti, tant'è che io in questo momento sto girando il Monte Grappa. La Val Brenta, che è molto più lunga di questa, ne conta neanche un decimo o un ventesimo, diciamo, di questo patrimonio paesaggistico, culturale e anche atletico, se vogliamo. 59 sentieri. Sono dei sentieri storici, ce n'è di tutti i tipi, perché andiamo a vedere brevemente quali sono i nomi, anche nomi stranissimi. Questi, magari io vedo qui in sala tanta gente di queste località e quindi li conoscete perfettamente, ma se noi ci focalizziamo ad esempio al Tragol de Rova, Giovanni Tomasi ci insegna che è del 1200 quel sentiero, sono antichissimi, erano le autostrade di questi borghi. Io lancio un appello, recentemente sono andato a rivedere questi sentieri dopo parecchio tempo, purtroppo i volontari che vanno col decespugliatore sono sempre meno. Bozzolo adesso ha in mente i nipotini e ci sono altri che stanno invecchiando, altri ancora se ne sono andati. Io vedo qualcuno dell'amministrazione comunale, mi raccomando, non perdiamo di vista questo patrimonio, perché è importantissimo. Se perdiamo il sentiero non si arriva più in certe località, si perdono anche i toponimi e le mappe poi non servono più.
Quindi cerchiamo di non perdere di vista non solo il borgo, ma anche l'arteria, come diceva l'avvocato Barel, l'arteria di collegamento. Io ho raccolto tutte queste informazioni grazie a un altro patrimonio, che non è un patrimonio immobiliare o di tipo ambientale, è un patrimonio umano. E qui vi porto soltanto qualche esempio di persone che mi hanno aiutato. Sono questi quelli che ci hanno tramandato la tradizione. Qui vediamo addirittura un testimone di un tema che è stato toccato prima, le calchere, no? Si parlava del biancone, che c'è il pinè, ci sono gli anzini, i sassoi, la località dei sassoi, no? Che già il toponimo cita quanto importante è il sasso. Lì vediamo Bepi Puricelli, questo è l'unico personaggio ancora vivente che ci può testimoniare come si faceva la calce con le primissime versioni delle calchere, ancora prima di quelle torri che diceva il dottor Della Libera prima. Ma poi ce ne sono tanti altri, lì vediamo una signora in basso a sinistra che purtroppo se n'è andata, io l'ho intervistata quando aveva 100 anni, la Segat, poi c'è la Sassiarova, insomma tutti i personaggi che hanno fatto la storia delle mie camminate e soprattutto ci hanno permesso di portare su carta, non solo grazie anche agli storici, ma anche grazie alle loro testimonianze, certe citazioni. Domani io inaugurerò insieme all'amministrazione comunale, insieme all'Unione Montana, una casera che viene riaperta nel Col Visentin. Era un ammasso di ruderi fino al 2010, poi è stato comprato dalla comunità montana e successivamente passata di mano all'Unione che la dà in comodato d'uso a dei privati che si danno da fare. Adesso arriverà una coppia di giovanissimi e questo è anche un argomento importantissimo, perché non ci sono solo vecchi in questi borgati, c'è gente giovane che vuole emergere, che vuole fare. Domani molto volentieri abbandono altri impegni e vado lassù ad aprire le porte di quella casera. E oltretutto grazie a questi anziani sono riuscito anche a ricostruire l'albero genealogico di quella casera, non ve lo anticipo altrimenti spoiler un articolo che uscirà lunedì sul Gazzettino. Bene, qui abbiamo concluso molto velocemente quello che è il tema della rete sentieristica del Col Visentin, ma ci sarebbe da parlare, come ripeto, più di un'ora, avremo modo in un'altra occasione. Volevo soltanto portarvi qualche cenno rispetto a un altro elemento molto importante che è quello relativo al patrimonio dell'umanità UNESCO. Io oggi sono portavoce dell'associazione, riporto i saluti della Presidente Montedoro, del site manager Giuliano Vantaggi. Io sono responsabile della sentieristica del territorio del Prosecco, così chiamato, anche se giustamente è stato detto bene, territorio dell'umanità non è legato al Prosecco e poi lo vedremo perché. L'UNESCO intanto, non vado nei dettagli, ma dobbiamo sapere che è un ente che è strettamente legato all'ONU ed è nato nell'immediato dopoguerra per portare pace, per portare tradizione, per salvaguardare la scienza e la cultura. Sono state create delle liste che si dedicano a beni materiali e immateriali. I materiali sono quelli che noi vediamo con gli occhi, può essere Venezia, possono essere le piramidi d'Egitto, le cascate del Niagara, ci sono quelli immateriali che possono essere delle tradizioni, l'arte del pupo siciliano, oppure l'abilità di cantare in sardo, anche la parte atletica per arrampicare sulle nostre montagne, quindi l'alpinismo, o anche dei giochi di strada, il Tocatì a Verona è stato recentemente nominato patrimonio dell'UNESCO. Per quel che riguarda le colline del Prosecco c'è un criterio particolare che è il paesaggio culturale. Qui ha vinto la mano dell'uomo, anche se in realtà ci sono componenti molto importanti di tipo paesaggistico che il dottor Della Libera potrebbe raccontarci in maniera molto dettagliata, ma noi faremo soltanto in maniera molto sintetica. Andiamo a vedere qual è questo territorio. Il territorio si compone di 3 aree, quindi la commitment, la buffer e la core zone, sono 29 comuni. Noi dobbiamo soffermarci per quel che riguarda il patrimonio dell'umanità soltanto nella parte centrale, che è quella scura, quel verde scuro di 12 comuni, che è chiamato core zone, un po' il cuore, la parte preponderante. Quali sono stati gli elementi per cui la Commissione ha deciso di dichiarare patrimonio dell'umanità le colline? Sono sostanzialmente 3, 2 di tipo
legati diciamo al prosecco, se vogliamo. Quindi l'alternanza tra il vigneto e il bosco, che è chiamato paesaggio a mosaico, lo vediamo qui, questi pendii dove abbiamo la presenza del vigneto e poi abbiamo la salvaguardia del bosco, e questo per fortuna l'UNESCO ha dato dei limiti, noi non possiamo più toccare questo equilibrio, è molto importante, è molto significativo per il bene di queste zone, di questi territori molto delicati. Tra l'altro c'è un suo collega geologo che dice sono dei giganti con i piedi d'argilla, perché sono franosi, hanno presenza di grandi quantità di argille oltre che di marne ed arenarie, e quindi tendono sostanzialmente a franare. L'altro elemento, che è il secondo, che ha concorso appunto nella nomina di patrimonio dell'umanità, sono i ciglioni. I ciglioni sono sostanzialmente dei terrazzamenti. Chi avrà visto la Val Brenta sa che hanno girato anche dei documentari, il nostro amato Taffarel, sa che ci sono i terrazzamenti. I terrazzamenti, che poi li vediamo anche a Fais, servono per vincere la pendenza. Qui sono stati creati dalla mano dell'uomo ancora nel 1600, senza l'utilizzo di manufatti, senza l'utilizzo di calcestruzzi o di altri materiali invasivi, solo dalla terra. E questi sono un elemento molto importante per il paesaggio. Ciglioni, ricordiamocelo. Terzo elemento, è il più importante, sono le striature delle cosiddette colline a corda che vediamo qui, a corde, come le corde di una chitarra. Ecco, qui a fianco ho il maestro che mi suggerisce giustamente, mi raccomando se faccio gli errori tirarmi le orecchie, lo vedete da questa immagine che è stata presa dal Monte Barbaria e si vedono appunto questo parallelismo di uniformità che vediamo. Ecco, questo hogback, detto all'inglese, è un unicum a livello mondiale. In realtà ne troviamo anche in altre parti del globo, in Iran, negli Stati Uniti, in Colorado e in New Mexico, ma qui abbiamo la componente vegetazionale che rende unico a livello mondiale questo territorio. Qui vediamo un dettaglio del perché si sono create queste colline. Il dottor Della Libera vi avrà raccontato che qui c'era un mare più o meno profondo, c'è stata la compressione della zolla africana contro quella europea, corrugamento, sollevamento ed erosione. L'erosione che ha permesso di lasciare penzolante queste striature, queste dita a 70 gradi di pendenza, e lo vedete nella parte centrale, contornato da azzurro, quello è il core zone. Vedete che appunto l'alternanza di argille, arenarie e marne, come una sorta di tiramisù, è ruotato rimanendo sospeso a quella pendenza. Tornando all'immagine di prima, vedete che si sono formate questa meraviglia della natura. Il mandato che ho ricevuto dall'Associazione dell'UNESCO è stato quello di delineare una rete di sentieri in questi 29 comuni. Sono nati 40 itinerari che vengono raccontati in un libro di cui vi parlerò tra poco, nel sito web dell'Associazione UNESCO, e anche con 2 mappe tabacco che vengono presentate tra poco e create per l'occasione. Un totale di 405 km di sentieri con una serie di elementi che vanno a toccare tutti questi temi che avete sentito prima. Sentivo prima parlare di questi borghi sopra la collina morenica dell'antico ghiacciaio. Bene, con questi sentieri voi andate a vedere proprio quelle località, così come andremo a vedere le località note di questo territorio, lasciando stare la dorsale maggiore delle Prealpi perché quella non c'entra con il territorio UNESCO, ma dove siamo noi adesso, Ceneda e Serravalle, hanno la loro descrizione escursionistica. Non mi soffermo su questo, ma vado soltanto a darvi qualche cenno sul cammino delle colline del Prosecco. Mi hanno chiesto: Carraro, per favore uniscimi una serie di questi itinerari che hai fatto e creami un unico filo conduttore che mi vada ad esplorare tutta la core zone. Per me è stato molto semplice, perché sostanzialmente ho collegato storici sentieri, il 1016, il 1017, il Sentiero delle Vedette, il 1043, il 1051, che da Vidor conduce qui fino a Vittorio Veneto. È nato quindi un filo d'Arianna, lo vedete in rosso in questa immagine. Tra l'altro ha una particolarità, perché lo vedete che fa una sorta di zigzag, non è in maniera rettilinea disposta nella core zone. Questo perché? Per 2 motivi. Perché nella zona del Molinetto della Croda,
sostanzialmente non potevamo passare perché c'è molto terreno franoso ed argilloso, e questo il geologo lo sa benissimo, quindi abbiamo dovuto deviare verso il corso del Soligo a nord fino a Follina per poi riprendere verso est il cammino. Con questo sistema, con questo meccanismo andiamo a visitare 2 aree geologiche, quindi andiamo dalle colline più giovani che sono a sud. Vi ricordo che quella più giovane in assoluto è il Montello, ma qui siamo un po' fuori. Diciamo, partiamo da quelle appena sopra, che sono circa 8-9 milioni di anni di età, per arrivare ai 20-22 milioni di anni di età nella zona delle Fratte, nella zona del Monte Baldo che abbiamo qui vicino, che è erroneamente chiamato così perché il dottor Tomasi mi tira le orecchie ogni volta, non si chiamava così, si chiamava Pedof, e ancora adesso gli anziani del luogo lo citano così. Sono errori di trascrizione topografica che devono essere corretti. Ecco, qui vediamo nel dettaglio lo stesso cammino con dei numeri. Perché questo? Perché è stato diviso in 4 giornate, sono 51 chilometri di sviluppo, 2265 metri di dislivello, e quindi questa altimetria, che è molto considerevole, impone la divisione in 4 giornate. Ci sono 4 valori, vado molto veloce perché il tempo incalza. Valore religioso, storico, paesaggistico ed atletico. Il religioso perché andiamo a vedere tante chiesette campestri, in questo caso abbiamo la chiesa di Santa Lucia nella zona di Zuel di qua, patrono della vista. Questa è un'altra chiesa famosissima, super instagrammata, che è la chiesa di San Vigilio, patrono di Trento. Sono dei gioiellini che poi magari tutti conosciamo, ma poi ci sono 2 abbazie del XII secolo dei Benedettini. Questa è l'abbazia di Vidor, e c'è un'altra abbazia che è quella di Follina, che tutti conosciamo, che poi tra l'altro hanno una caratteristica entrambi, che sono le colonne annodate. Di questo ne parleremo, ma è veramente un unicum, ce ne sono poche di queste cose fatte dai maestri comacini nel Medioevo. E santuario di Madonna delle Grazie, santuario di Collagù, che contiene all'interno le spoglie di Santa Florida e Sant'Emilio Martire. Anche questi sono dei gioiellini che il camminatore vedrà passeggiando. E tanti segni devozionali come i capitelli. I capitelli all'epoca erano molto importanti perché oltre ad essere segni religiosi erano anche il motivo per tirare il fiato e per sedersi, e quindi anche per ritrovarsi come una sorta di punti fiduciali rurali. Valore storico, ecco, si parlava prima delle regole. Qui in questo cibo si vedono 2 regole, la regola di Colbertallo e la regola di Barbozza, che poi sono confluite rispettivamente in Vidor e Valdobbiadene. 1693, questa è una pietra di arenaria incisa a mano, speriamo che non ce la portino via, perché è veramente un gioiellino che si incontra sul monte Mongarda, poco dopo la partenza da Vidor. Storia legata a Fortilizzi, qui abbiamo uno dei più importanti, che è le Torri di Credazzo, tra l'altro citata da Dante perché qui è nato il suocero di Gaia da Camino, che più o meno tutti conosciamo. Però andando indietro con la storia c'è anche la linea dei Castellieri, ci sono stati i Longobardi con le Fare, quindi c'è Farra di Soligo, e poi le grandi famiglie, quindi da Camino abbiamo avuto i Brandolini, la stessa famiglia dei Collalto, per poi arrivare a tempi più moderni, quando questi fortilizi non servivano più e quindi sono diventati dei ruderi. Per fortuna qualcuno li ha rimessi a posto e quindi, come le Torri di Credazzo, resistono. Borghi, tantissimi, il camminatore vedrà dall'alto Arfanta, dove c'è questa magnifica chiesa che è molto antica, all'interno c'è anche una pala di Francesco da Milano, così come mentre arriviamo verso la fine, scendendo dal Monte Baldo, o Pedof, come vi dicevo prima, passiamo vicino ai Monconi, delle torri della città fortificata di Serravalle, che sapete tutti che era la roccaforte di questa famiglia da Camino, che ha rotto le scatole per oltre 2 secoli e comunque ha portato, diciamo, il nome di Serravalle in tutta l'Europa, direi, perché ha veramente portato oltre confine il loro nome. E la piazza Flaminio, che conosciamo tutti, e anche un altro argomento legato alla Grande Guerra. Quando il camminatore da Vidor va verso Vittorio Veneto, idealmente ripercorre quanto hanno fatto le nostre truppe nell'ottobre-novembre del 1918 con la battaglia finale di Vittorio Veneto. Qui vediamo gli Arditi, che sono stati i primi a passare il Piave nella zona di Moriago.
Valore paesaggistico, l'abbiamo detto prima, colline a corde, qui siamo nel Monte Castello, che è il primo colle che il camminatore sale partendo da Vidor, e abbiamo una rapida visione di quello che è tutta l'Hogbeck che andrà poi a percorrere in 4 giornate. Siamo in cima al Monte Moncader, qui con quella stradina vedete una parte del percorso che il camminatore svolgerà, e qui abbiamo la possibilità di vedere tutti gli argomenti legati al territorio UNESCO, quindi il territorio a mosaico, i ciglioni e ovviamente l'Hogbeck. Si diceva prima mare profondo, ecco qui una testimonianza, una conchiglietta, in questo caso l'ho presa a Zuel ancora qualche mese fa, e questo proprio è la testimonianza oggettiva di quello che abbiamo detto prima a livello geologico. Valore atletico, abbiamo visto 2265 metri di dislivello, quindi quasi un ultra trail, ma anche possibilità di fare degli allunghi su cappezzani orizzontali. In questa immagine da drone vedete il perché dell'altimetria, è tutto un susseguirsi di collinette, la sommatoria di queste salite vi porta appunto a questa grande altimetria, e quindi raccomando per chi affronta il cammino del Prosecco di armarsi di pazienza e soprattutto di avere un minimo di preparazione atletica. L'ultima salita che va a fare il camminatore è il Monte Baldo o Pedoff, come dicevo prima, lì sotto vedete il Nogarolo. Questa è un'immagine che non è fatta da filtro, era una mattina in cui il Monte Baldo era coperto da nubi ed era soltanto il borghetto messo in luce da un'apertura delle nuvole. Questo appunto è stato un elemento bellissimo che ho deciso anche di inserire nel prossimo libro. L'altimetria del Monte Baldo è notevole, sono 602 metri di altezza, è la più alta delle colline a corde, per cui per chi non ce la fa a fare quel percorso è stata progettata la variante nord, e di questo voglio parlarvi per portarvi verso il termine del mio intervento. Variante nord che va a percorrere, diciamo, quello che era l'antica via dell'acqua, e quindi da Tarso arrivare a Fratta Colmaggiore, la latteria Colmaggiore, quindi percorrere le prese. Ecco, qui abbiamo qualche esempio, quindi la via dei Murales di Fratta e Colmaggiore, dall'alto vediamo i laghi cosiddetti di Revine, ma ahimè non ditelo per carità, sennò gli abitanti della zona si arrabbiano, lago di Santa Maria. Ecco, qui abbiamo appena passato il Vallon delle Baseleghe che diceva il dottor Tomasi prima, siamo al capitello di Sant'Augusta per poi arrivare a un gioiellino. Il gioiellino dei Con, l'abbiamo citato prima, con alti e con bassi, anticamente San Giuseppe, e sarà veramente importante perché tutti i camminatori del mondo, coreani, giapponesi, tedeschi, spagnoli, vedranno i Con. E questa sarà un'opportunità di non poco conto. Quindi dalle galline, dei cani, dei gatti che vediamo girare adesso, probabilmente vedremo, chissà, un domani sorgere un bed and breakfast, un centro culturale, magari la possibilità di dare al viandante un panino e un bicchiere di prosecco, non lo so. Comunque è importante perché porterà della gente. Questo è l'antico collegamento tra Conalti e Conbassi. Gli anziani del luogo mi raccontavano che appunto lo percorrevano da ragazzini, noi lo metteremo a disposizione del camminatore internazionale. Questo è i Conbassi, che ho saputo che anche la nonna di Tomasi viene da questa località, dei Salvador, dei Sonego, scusate, perché i Salvador sono delle Caloneghe. E quindi terminiamo con la variante nord nuovamente a Vittorio Veneto. Concludo con la guida escursionistica che è già pronta da 1 anno e mezzo, ma non è stata messa sugli scaffali perché stiamo aspettando l'inaugurazione del cammino, che vi ricordo sarà molto probabilmente l'8 di luglio, ma lo vedrete in maniera ufficiale nella stampa e nelle varie comunicazioni. E in questo libro vengono raccolti tutti i 40 itinerari, il cammino del Prosecco, le mappe tabacco, curiosità culturali di vario tipo, QR code che permette l'avvicinamento. Qui in sala c'è anche, ho visto, Sandro De Bastiani, che è l'editore di questo libro, l'autore sono io, quindi vi auguro di leggerlo e di fare tante passeggiate come ho fatto io, perché il cammino è un viaggio, la vita stessa è un viaggio, dunque il cammino è la metafora della nostra vita. Grazie. Ringrazio molto Giovanni Carraro per quello che ha detto e per quello che fa, perché io sono uno fra i tanti suoi estimatori
e quindi credo che questo suo percorso sia aprire la strada a tante altre persone, quindi idealmente con lui camminiamo in tanti sulle sue orme e ci aiuta in quello che ho imparato da un mio maestro e ho memorizzato. Mi hanno detto, vedi, c'è nella vita chi guarda, c'è chi vede e c'è chi capisce. Guardare è facile, è più difficile vedere e ancora più difficile capire. Oggi abbiamo fatto questo percorso insieme, no? Abbiamo guardato intorno a noi, abbiamo provato a vedere oltre quello che appare attraverso la storia, la cultura, i millenni e stiamo cercando insieme di capire quello che ci fa essere quello che siamo, che ci fa capire la ricchezza della storia, della cultura in cui abbiamo avuto la fortuna di vivere. Non ci siamo meritati questa situazione, qualcun altro l'ha creata, possiamo apprezzarla però. E però la sfida è tutta nostra, quella di custodirla e anche di trasmetterla alle future generazioni. Quindi questo lavoro che è corale, che è condiviso, è un fenomeno sociale, non è di pochi iniziati. La presa d'atto del patrimonio culturale materiale e immateriale insieme e nella consapevolezza e il senso di responsabilità è quello che tocca a noi. E tanto per essere concreto vi do anche una piccola pillola giuridica. Tutti i percorsi, non solo questi indicati, anche i vecchi sentieri, sono percorsi di uso pubblico, sono percorsi sui quali la comunità ha il diritto di transitare. Sta capitando purtroppo che in molti luoghi aperti vengano recintate le proprietà private e venga interrotto il percorso di antichi sentieri, nel silenzio spesso generale. Non è giusto, perché questi percorsi fanno parte delle arterie, delle vene del territorio. La bellezza è di tutti e per cogliere la bellezza bisogna poter entrare nella bellezza, nel rispetto delle proprietà private, ma non c'è incompatibilità. Si possono rispettare le proprietà e si possono anche attraversare con rispetto per godere del patrimonio dell'umanità. Allora, credo che questa mattinata per me è stata preziosa, spero sia stata gradita anche a tutti voi e adesso, per finire in bellezza, abbiamo, grazie alla cortesia dei relatori, abbiamo recuperato qualche minuto per dare voce a qualcuno dei presenti. Dopodiché io passo la parola all'assessore alla cultura del comune di Vittorio Veneto e, gran finale, un poeta. Così finiamo anche con la poesia che arricchisce questa giornata. Allora, mentre prego l'assessore di prendere posto, sentiamo qualche voce in sala, prego. Sì, hai la parola, prego. Buongiorno, ma è meraviglioso tutto quello che avete parlato. Mi scusi, il nome per piacere, così Salese Callo, grazie. Vittorio Veneto. È meraviglioso di quello che avete parlato di borghi, perché ho vissuto anch'io qualche finestra nel borgo e so com'è la vita, che a volte vado con i nipoti, mi siedo sulla fontana del paese e loro mi chiedono qualcosa, io gli spiego che è precisamente il borgo Simoi di Nove. E anche i sentieri, che nella nostra zona è molto favorevole a passeggiate, sentieri e tutto. Ma mi chiedo, dare vivibilità a tutto questo è compatibile a volte con la presenza del nostro territorio di grossi carnivori? Possono creare un problema, perché molti hanno il freno, dicono ma io ci andavo e adesso ho paura, ma
Tutto qua. Grazie per questo contributo che penso potrà essere al centro del prossimo incontro. La natura, non sempre madre, qualche volta matrigna, prego. Allora, Sei famoso, ma il nome di loro stesso? no, io non sono famoso, mi chiamo Piccin, quindi sapete che vengo dalla Valle Pisina perché i Piccin sono tutti da là e riparto da 45 anni fa. 45 anni fa io percorrevo i sentieri e ringrazio Carraro perché erano i sentieri dove ho fatto la mia tesina di laurea. Quei sentieri che sono la sociologia della mia valle, perché lassù andavano a far fieno, andavano a rimboschire, andavano a fare la legna. Quindi io purtroppo ho vissuto in giro per il mondo e sapere che c'era qualcuno che li seguiva per me è stato molto importante. E poi continuo. Il Tony della Libera, la storia me l'ha insegnata al liceo, per cui... Però poi la storia vera e l'urbanistica, qui mi trovo di fronte a due grandi urbanisti. Io non ci conosciamo, ma se non di vista, col professor Posocco, che assieme al compianto professor Ugliana hanno fatto la storia dell'urbanistica della regione Veneto. E poi il grande interprete legislativo dell'urbanistica che è il professor Barel. Ecco, purtroppo a volte l'urbanistica è stata applicata male. Penso che il Veneto ha fatto la migliore urbanistica delle varie regioni, tra le migliori. La legge 24, per esempio, no? Bellissima dal punto di vista dei fondamentali, però applicata, io purtroppo mi hanno fatto lavorare parecchio a rincorrere quelli che facevano i notai o i questori. Addirittura ho avuto un caso dove che poi avevano la signora che faceva il coltivatore diretto per avere il terreno per farsi la casa, eccetera, eccetera. Ma lasciamo stare. Però l'urbanistica deve aiutare, qui mi rivolgo all'amministrazione comunale, deve aiutare i borghi. Perché? Perché qui abbiamo sindaci e amministratori. Per esempio io ricordo dai 45 anni fa le case nere che hanno contribuito a chiudere i borghi. Ricordiamoci le grandi scelte che facevano sì che le piccole case dei borghi fossero equiparate alle ville venete, il professor Posocco, che abbiano, insomma, le ville venete hanno i contributi, le case della Valle Pisina sono state abbandonate. Un altro passaggio, e qui arrivo alla fine, dove il professor Barella ha detto una cosa sacrosanta. Le vie relazionali dei borghi. I borghi non sono solo le case sono una piccola parte, molti purtroppo non sono uno che rimpiange il passato, che va a dire dobbiamo salvare tutto, non è possibile. Scarpedal c'è una frana incombente, non arriveremo più a Scarpedal sopra Marengo, però ci sono i borghi ancora abitati che ritenerli soltanto un insieme di case è diminutivo, perché il borgo aveva il suo terreno agricolo, aveva le sue acque, aveva le zone dove si pascolava, si viveva. Ecco, la Valle Pisina ha bisogno che l'amministrazione comunale, nei suoi piani, adesso chiamo di assetto urbanistico, non so, caro Barel, tu sai meglio di me queste cose, o piano regolatore che chiamavano ai nostri tempi, veda di vedere queste cose. Paesaggio, io ho lavorato 40 anni nell'ambiente, il paesaggio della Valle Pisina, ambientale l'ha detto il della Libera, storico l'avete detto voi, e il paesaggio umano anche, no? Che sono i sentieri, ma il paesaggio umano è anche quel salvaguardare quella minima collegamento che c'è fra un borgo e l'altro, che è impedito. È impedito da cosa? Da quello che io ho difeso per tanti anni, per esempio il bosco. Le leggi regionali impediscono, in 30 anni di abbandono, il bosco da un terreno a prato diventa uno bosco. E il professor Barel sa meglio di me cosa significa vincolo sul bosco. Il bosco non si fa più niente. Invece l'amministrazione comunale, farmi attorno al borgo un territorio dove il bosco possa essere
trattato in maniera legato alla casa, quindi magari a volte tagliato, a volte... E il tutto può essere tesi di laurea di un'infinità di studiosi di architettura che i borghi nostri meritano tutto questo, ma i borghi sono borghi grossi, come per esempio io abito là, per cui il Borgo Botteion, ma sono anche i piccoli borghi di Carone, sono i piccoli borghi tra Marengo e il Paravalle, eccetera, eccetera, dove bisogna che il paesaggio è l'uomo, e ci ha messo 50 milioni di anni la natura a fare la Valle Pisina, però in 200 anni la statale di Alemagna, quella che adesso chiamiamo strada di Alemagna, che allora era la strada tracciata dagli austriaci, eccetera, la diga del lago Restello che ha portato il Cellina all'industria idroelettrica, gli acquedotti, quanta acqua abbiamo portato via dalla Valle Pisina, l'autostrada. Io ricordo un incontro fatto allora, qui c'è il della Libera, per avere dei ristori dall'autostrada. Siamo riusciti ad ottenere una piccola strada forestale, anche fatta male, per sostituire no, è fatta male Bruno, per sostituire i fili a sbalzo, e basta. Provate a pensare quell'ingiuria che è il casello di Fadalto. È ovvio, l'uomo riesce in 200 anni a fare il paesaggio, ma riesce anche a modificarlo nel senso opposto. Abbandonato il territorio, il borgo, l'uomo si dimentica del paesaggio e noi il paesaggio dobbiamo ricostruirlo. L'ultimo aspetto è l'acqua. L'ha già detto bene della Libera, la parte bassa della valle è caratterizzata dall'acqua, acqua artificiale per l'energia idroelettrica, ma anche quell'acqua che identificava il paesaggio della nostra valle, perché c'erano le pesche, l'allevamento di pesci, c'era il lavatoio. Adesso quell'acqua è abbandonata, corre, non corre, e soprattutto è in mano all'acquedotto, e l'acqua è importantissima. C'è bisogno di acqua, bisogna regolarla, ma l'acqua è elemento del paesaggio, grazie. Dobbiamo mantenerla. Grazie. Grazie per questo contributo, grazie che ci ha dato ulteriori spunti di riflessione. Qualche altro vuole intervenire? Prego. Grazie, Luciano Belletto. Io parlo da figlio di emigranti di Revine e di Forcalno, ritornato in Italia dopo una vita all'estero io stesso. Ho letto il titolo, il tema di questo convegno. Io francamente avrei preferito, al posto della parola trasformazione, avrei preferito sentire qualcosa come conservazione, perché si è insistito, ho sentito tanto parlare di valori identitari. I borghi erano formati essenzialmente da famiglie con lo stesso cognome, Sonigo, Ricon, i Piccin. Il mio intervento è per dire all'amministrazione comunale: fate qualcosa per dar stimolo a chi ha dovuto andare via da questi borghi, perché io ho la convinzione, per non dire la certezza, che se ci fosse un po' di stimolo a far ritornare quelli che sono andati via da questi borghi, si rivitalizzerebbero molto molto velocemente. Grazie. Grazie molte per il suo contributo, grazie. Grazie anche per essere qua con noi oggi. Qualche altra persona? Prego. Grazie anche per la brevità degli interventi, tutti molto cortesi. Sono Susi Pagot e ringrazio vivamente l'organizzazione per questo convegno e vorrei portare la mia esperienza personale in quanto personaggio dei pochi che hanno deciso 35 anni fa di andare. Hanno deciso 35 anni fa di scegliere la vita del borgo. Mi sono trasferita a Crodarossa e questa mia esperienza la porto proprio per far venire voglia alle persone di lasciare la città e di andare nel borgo. Certo, inizialmente con dei disagi non indifferenti,
perché non è stato facile quando c'era una nevicata con degli anziani su già allora, perché eravamo in 25 allora, ora saremo 5-6 non ricordo, non è stato facile convincere ai tempi l'amministrazione di venire a aprire una strada innevata dove dovevamo aspettare anche una settimana con degli anziani su che avevano bisogno di cure. Allora mi sono impuntata con tutta la mia forza per far sì che arrivassero a aprire la strada. Mi sono impuntata con tutta la mia forza che la strada venisse pulita dai rovi che c'erano in mezzo, dicendo se deve passare un'ambulanza, l'ambulanza non passa perché ci sono i rovi che ostacolano il passaggio, con risposte che non vi dico ai tempi. Deve essere pulita la strada dai proprietari che confinano con la strada, eccetera. Adesso, dopo queste insistenze, dopo queste battaglie, sono riuscita a far sì, non io, cioè l'amministrazione ha capito che c'era l'esigenza, visto che parliamo di lato umano della cosa, di rivitalizzare il borgo, c'era l'esigenza di andare incontro perché queste cose sono essenziali. Ho la massima stima degli anziani che allora vivevano in borghi senza strada, senza acqua, cioè come si fa? Sono stati degli eroi. Adesso i borghi che vivono e in questo momento spalare la neve vengono già il giorno dopo, cioè magari con una telefonata di avvisare che la strada è già piena di rovi, non si aspetta tantissimo compatibilmente con le possibilità anche economiche che ha l'amministrazione, però a fine di questo mio intervento vorrei dire a chi è nel momento di scegliere cosa fare nella vita, dove andare ad abitare, lo porto come esperienza, sono tuttora momenti bellissimi, aprire la finestra al mattino, vedere in lontananza il campanile di San Marco, sentire un'aria che non è inquinata, passa una macchina, si sente una puzza, scusate il termine, incredibile, una macchina. Cioè, dove vivevamo quando vivevamo in città, che siamo strapieni, non ci accorgiamo neanche più dell'odore. Allora dico, ai tempi quando sono andata su, e mi permetto di fare un banale, ma come fa tu lassù? E col pan? Al pan? Il pan se fa la spesa, se porta sulla spesa il problema non sussiste. Il che porto questa esperienza perché, guardate, è un vivere bellissimo. C'è bosco, c'è prato, la possibilità di star liberi, lasci le ciabatte, metti gli scarponi e sei subito lì in un posto stupendo che non è solo di vacanza, ma è anche di vita, perché da Croda Rossa al centro impiego 6 minuti fino a Forcale, altri 3 minuti sono in centro, perciò 10 minuti siamo nelle comodità, però importante anche che ci sia la sentieristica, che sotto casa mia ormai gli anziani non ci sono più e mi fa pena vedere degli escursionisti in mezzo ai rovi passare sui 30 metri sotto casa mia, che è impossibile. Uno gli passa anche la voglia, perché cavolo, se comincio un sentiero in Croda Rossa per andare a Casere Colon, per andare in Visentina, i primi 10 metri me li trovo di foresta pura, come sarà dopo. Ecco, sono piccoli particolari che ci tengo a trasferire a tutti voi, a quelli che mi sentono. Scegliete di andare a vivere lì, perché non solo per il Covid, ma anche proprio per la vita in generale. E grazie all'amministrazione comunale che terrà presente questo desiderio delle persone di andare e che penserà ai borghi anche in maniera fattiva. Grazie mille. Grazie signora. Direi che abbiamo avuto una poesia in più per concludere bene questo incontro, perché veramente qua si sente la passione civile ma anche la passione di vita di una persona. Chiudiamo con il Presidente del Comitato di Quartiere della Valle Pesina. Ex Presidente, in ogni modo sono Silvano Denardi e volevo fare un piccolo pensiero, me lo sono anche scritto come sono capace. Si è parlato, scritto, consigliato, progettato, devastato tanto in tutte le forme per creare guadagno, profitto, giovamento, progresso e vantaggio per tutti e poco per gli autoctoni. Mi soffermo su una terminologia che è pochissimo usata perché è nuova. Quando si vuole rimanere o arrivare in un posto, qualunque esso sia, parlo di restanza. Quando per un qualsiasi motivo si vuole trattenersi col corpo o con la mente in un luogo o in questo caso la Valle Pesina.
Si discorre di quanto, se c'è o esiste, la dignità in un quartiere, da cosa è dovuta principalmente, quando esiste, c'è la condizione e ci sono servizi che rendono la vita dignitosa e sufficientemente decorosa e facilitata. Non si può certamente dire dei 15 km del Monte Visentin. La zona merita di essere valorizzata di più, anche se non sono previsti investimenti e avvaloramenti del territorio che non sono contemplati nel nuovo PAT. Praticamente la zona Visentin, Fais, Pravidal Alto e Basso, Colon, Vizza, Colmat, Borgo Brigola, fino al confine di Belluno e con il comune di Revine Lago, zero, porto zero. Peccato perché con i nuovi riscontri che abbiamo c'è un'interessante scoperta praticata della sentierissima di trekking e mountain bike, unita ad un escursionismo integrato con accompagnamento in alta quota. L'area interessata merita di un progetto di valorizzazione turistica coadiuvata con gli operatori turistici della zona e a tal proposito sarebbe opportuno sentire altri attori come gli operatori del Nevegal e la Fondazione Dolomiti UNESCO, eccetera, far organizzare la promozione turistica ed esperti del settore sotto la gestione dell'Unione Montana, e questa deve essere capofila del progetto che includa enti, associazioni, operatori turistici e portatori di interessi della zona. Anche perché è in arrivo un grosso investimento di 2 tranche di 800.000 euro. Strade boschive, silvopastorali e di collegamento, in questo mi allaccio anche alla collega precedente, versano in condizioni di fatiscenza e impraticabilità, esempio la Groda Rossa, Fais e Prapo di Sta. Borghi sparsi, privi del servizio primario di acqua potabile, zona est Valla Pisina, borghi di Scarpedale, Rata, Pradal'Alto, Basso, Centro Naronchi, Nadalina e altri, compreso a nord il Borgo Brigola, oltre le carenze della pressione del borgo di Santa Giustina. Allora vado verso l'ultima, Presidente. Vado verso la fine che sì, dai, allego il figlio. Ma lo mettiamo agli atti comunque. Il documento lo mettiamo agli atti. Ogni modo concludo, dai. Cordiali amministratori, mi riferisco al sindaco e al presidente Salezzi. Cosa avete previsto, predisposto in base alle competenze specifiche proprie, se non fatto prevedete di fare in codeste realtà? Ci sono in itinere avanzato progetti, idee, accordi fra comuni, province e confinanti che si prefiggono di valorizzare la comunità lapesina e la cittadinanza nei tempi previsti in futuro per ovviare alle gravi dubbiezze che insitano nei territori testé menzionati, cioè degrado, sottosviluppo, denatalità, abbandono del territorio a causa di servizi mancanti, trasporti, fatiscenze urbane, eccetera. Non servono bacchette magiche, però programmi più o meno a breve e a lungo termine, se ci sono, avremo contezza e piacere saperlo, perché queste sono le domande che i cittadini ci fanno e vogliono sapere anche dal Consiglio di quartiere di essere partecipe e doti delle opere chiamate in territorio. A questo punto direi di... finisco. A questo punto direi scomodare anche il Genius Loci presente in valle come rappresentante istituzionale e membro di diverse associazioni. Dobbiamo riscoprire l'anima del territorio a cui apparteniamo e con lei riconciliarsi, crea significati condivisi e l'individuo che sta a vivere diventa centrale. Il genius loci è lo spirito del luogo, il compito dell'architetto è quello di porre in essere luoghi significativi e allora conferisce un carattere indelebile dei paesaggi. La bucolicità del paesaggio e la sua bellezza svaniranno se verrà a mancare la materia prima, la restanza, cioè le persone che lo abitano e lo curano con passione e motivazione, anche se, come diceva il compianto Sergio Reolon, bisognerà uccidere Heidi. Grazie Presidente. Scusate, chiudiamo gli interventi per... Grazie Presidente, allora grazie a tutti coloro che ci hanno dato il contributo del loro intervento appassionato e la parola torna all'amministrazione comunale nella persona dell'assessore alla cultura, professoressa Antonella Uliana. Sì, grazie, che riporto su un tema, pur avendo colto tutti gli spunti interessanti di cui faremo tesoro, e di questo ringrazio moltissimo l'Associazione Amici di Vittorio Veneto, riporto su un tema più culturale che è quello che mi compete. Io ho preso alcuni appunti mentre sentivo parlare tutti quanti i relatori e ho fatto alcune riflessioni velocissime che condivido con voi. Ricordo perfettamente, Maria Grazia, che quando ci fu il precedente convegno, sempre sui borghi, era il 2021
e si era appena aperta in quell'occasione la Biennale Architettura, ed era una biennale dove il titolo portava una riflessione: come viviamo insieme, e dove l'architettura si poneva come dialogo con il territorio. Qui è emerso ripetutamente anche dagli interventi, seppur presupponendo che l'architettura non è chiaramente la chiave risolutiva di un problema molto più ampio, l'abbiamo sentito, perché ha radici diverse e implicazioni molto diverse, un ruolo importante comunque ce l'ha l'architettura, e su questo io vorrei fissare la mia riflessione. Ecco, ricordo appunto come in quella biennale, e lo dissi, nel padiglione italiano c'era proprio il tema delle comunità resilienti. Eravamo in periodo Covid e quindi si parlava di marginalità, si parlava di confini, si parlava di luoghi della possibilità che venivano visti appunto in quegli ambiti, negli ambiti dei borghi storici, e si parlava di un patto che l'architettura doveva fare con la natura. Ecco che allora sembrava fosse il momento dei creativi e dei visionari che avrebbero dovuto, con le strategie più diverse, recuperare questi spazi. Poi il piano nazionale ripresa e resilienza, dedicato anche ai borghi, questa miriade di piccoli centri che sono, lo dobbiamo ricordare, delle fucine custodi di storia, di arte, di tradizioni, e questa è sicuramente un'occasione unica per poter trasformare quello che è un patrimonio disperso ora, magari scordinato, mi piace il progetto del collegamento attraverso i sentieri, in un patrimonio invece diffuso. Ma andiamo al vostro convegno di quest'anno, che fatalmente viene attuato nel momento in cui è stata appunto appena inaugurata un'altra Biennale Architettura, perché è all'architettura che noi facciamo inevitabilmente riferimento quando parliamo di questi argomenti. E lì abbiamo quest'anno una curatrice, mi piace nominarla, Leslie Locco, che è una donna e è africana di origine, che ha spostato l'attenzione su fatti e su dati concreti, alcuni anche molto scomodi, ce lo dobbiamo dire, come lo sfruttamento duraturo e continuo del territorio, delle risorse naturali, che ha evidentemente delle conseguenze sulle economie e sulle società, e poi ha svelato quello che cova sotto la cenere di tutti i paesi emergenti. Anche questo è un dato importante sul quale riflettere. Andando poi, ma qui sono proprio spunti a cui riflettevo velocemente sentendo i vari interventi, andando poi al padiglione Italia, ecco, lì si ragiona sul senso dell'appartenenza. Ognuno appartiene a tutti gli altri, è proprio il titolo, e forse questo è il senso dell'insieme dell'appartenenza di cui ci parlavano i vari relatori e anche l'avvocato Barel. Però uscendo da quella biennale la sensazione è quella di essere ancora in mezzo ad un guado, di non avere ancora chiara qual è la linea di condotta che noi dobbiamo perseguire. E quindi io dico ancora, forse, e qui mi ricollego a quanto diceva l'architetto Posocco riguardo al tema importante del paesaggio, forse è ancora il caso di fare in modo che l'architettura stringa, porti fino in fondo questo patto con il paesaggio e con l'architettura. Ecco, e soltanto con il paesaggio e con la natura, soltanto secondo me attraverso questa strada si riusciranno poi a raccordare tutti gli altri elementi di cui diffusamente abbiamo parlato, per arrivare probabilmente ad una soluzione di questo importantissimo tema, che è quello della rivalutazione, rivitalizzazione dei borghi. Grazie a tutti. Allora, adesso diamo la parola al microfono al nostro poeta che ha scritto un testo dove sono raccolte le poesie che parlano appunto dei nostri borghi. Massimo Neri.
Grazie e soprattutto ringrazio la Maria Grazia Gottardi e Gianni Piccini per avermi dato l'onore di chiudere questo bel convegno su quei borghi che sono stati per me fonte di grande ispirazione per portarmi a scrivere quel libro che poi, se volete, potrete trovare lì all'uscita, che si chiama proprio Sospesi nel tempo, perché ti dà la sensazione che questi borghi siano letteralmente fuori del tempo. E scrivere rime su questi luoghi significa calarsi in essi, cercarne il sentimento, l'anima vera. E quindi ho pensato che per chiudere degnamente questo convegno di declamarvi una poesia che ho scritto veramente col cuore, a Fais, Sotto la neve, un evento meteorologico ormai raro, come rari sono gli abitanti di questi luoghi a cui va il mio caloroso e affettuoso abbraccio. Scende la neve sul borgo fatato, avvolge le case in un tenero abbraccio e come zucchero dentro al setaccio sui tetti si posa in modo garbato. Dolce la vita di chi vive quassù, nel bello spettacolo della natura che ogni giorno e senza premura dona a ciascuno qualcosa di più. E anche a me, che son forestiero, l'ammirar questo intenso candore ha dato un regalo di cui sono fiero, il dispensar solo un po' di calore a chi questi posti li ama davvero, tenendoli vivi nel fondo del cuore. Con questa bella poesia di Massimo Neri si conclude la nostra giornata. Ringrazio davvero tutti i relatori per averci intrattenuti su questo argomento che ci ha anche arricchito. Grazie davvero a tutti della vostra magistrale relazione. Ringrazio l'assessore alla cultura Antonella Uliana, l'assessore Fasan che qui con noi oggi rappresenta anche il territorio della Valle Pisina. Ringrazio tutti quanti e vi auguro un buon pranzo a tutti. Grazie ancora.